Il nome della madre, grande successo per il monologo di Galatea Ranzi, ottenuto a Montevago tra i ruderi del sisma. L'iniziativa è stata promossa nell'ambito dei Borghi dei Tesori Festa a Montevago. Questo è uno spettacolo che è già ricchissimo di emotività, di commozione, di evocazione, perché racconta la storia che sappiamo tutti da quando siamo piccolissimi, ossia è il racconto fatto in prima persona da Maria dei 9 mesi dall'annunciazione alla nascita. Ora, fatto in questo luogo meraviglioso, ricco di memoria, ricco di sofferenza e con un grande segno di rinascita in questo momento di ricostruzione, trovo che sia veramente qualcosa di unico. Sono molto emozionata e felice di poter essere qui questa sera con questo spettacolo. Ancora una volta oggi ci troviamo in questo luogo che incanta tutti coloro che in qualche maniera ne vengono a conoscenza per credo un evento che si presta proprio anche per il luogo, per quello che rappresenterà oggi pomeriggio. La vita di Maria verrà narrata all'interno di quella che fu la chiesa madre Santi Pietro e Paolo di Montevago prima del terremoto. Questo sicuramente è motivo di grande orgoglio e soprattutto è motivo di incoraggiamento per puntare al turismo, per puntare alla rivalutazione di questi luoghi, per attrarre quanta più gente possibile perché possano conoscere questa bellezza e questo luogo particolare e suggestivo.